Nessun segno di frenata sull'asfalto dove domenica pomeriggio ha perso la vita Giancarlo Scanavin, 65enne residente a Sandrigo. L'uomo, centauro espertissimo, si trovava in sella alla sua moto KTM lungo strada della Scaletta nel comune di Lusiana Conco. Affrontando una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa del ghiaino per terra rimasto dai passaggi invernali dei mezzi antighiaccio. È slittato direttamente addosso al guardrail, la moto è passata sotto le lamiere ed è finita fuori strada, mentre Scanavin ha preso in pieno il palo metallico. Un impatto fatale, inutile ogni soccorso da parte dei sanitari del SUEM 118, allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri che hanno regolato il flusso del traffico, la notizia del decesso del 65enne ha scosso l'intera comunità di Sandrigo, soprattutto il vice sindaco Giovanni Rigoni, suo carissimo amico e compagno di viaggi in motocicletta. Lo descrive come il grande saggio della compagnia, persona schiva, innamorato della sua due ruote che ogni fine settimana montava dopo giorni trascorsi a seguire l'anziana madre. Il funerale di Giancarlo Scanavin si terrà giovedì mattina nella chiesa parrocchiale di Sandrigo.